Eccoci qua. Se c'è qualche tematica anche tecnica potete chiedere in chat. Lorenzo D'Andrea di Foxwing ci sta facendo l'assistenza tecnica, lo ringrazio, lo saluto. Gli chiedo se ha qualche indicazione da darci. Con la realtà, insomma. Sì, delle indicazioni molto semplici, come aveva detto bene Lidia. Se cercate di tenere il muto mentre parlano i relatori per evitare di accavallare gli audio, farebbe molto piacere, immagino, a tutti, anche se teneste attivo il video, che così riusciamo a vederci, a vedere quantomeno le persone che parlano e che interagiscono. Ho appena scritto un benvenuto a tutti quanti nella chat. Se volete fare delle domande nella chat, scrivetele pure, mandatele a tutti quanti o personalmente a me, che poi girerò a Stefania Garofalo. Direi di iniziare, che siamo bene con i tempi, e questo incontro è stimato appunto in un'ora e quindi lo utilizziamo tutto. Vi saluto e vi informo che questo è un incontro organizzato dalla Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione, e abbiamo oggi qua il direttore, il dottor Nicola Manfred, che farà l'introduzione all'iniziativa, e Stefania Garofalo dei Servizi alle Imprese, che modererà questo nostro panel di aziende, di professionisti che ci introducono al tema a cui non voglio sottrarre niente all'introduzione di Nicola. Ci fa molto piacere avere avviato con questo incontro una ulteriore forma di collaborazione con la Regione, poi considerato che noi siamo il loro braccio operativo, diciamo ci sta tutto. Saluto anche Andrea Moro di TSM SRL, che ci racconterà la sua esperienza, Fabio Fumis e Simone Tutino, che sono i nostri relatori. E vi dico condivido con voi solo questo pensiero. Qualcuno in questi giorni, presentando un'iniziativa, ha detto beh, poi webinar dove ormai proliferano e si sentono sempre le stesse cose. Io non la penso così, penso che stiamo facendo tutti un grande esercizio di intelligenza collettiva, di messa a disposizione delle nostre esperienze, e credo che ogni volta che ci ascoltiamo impariamo veramente qualcosa di utile. Oggi ci sono molte cose importanti sul piatto e credo che la direzione lavoro abbia veramente individuato un tema più che opportuno da affrontare oggi. Approfitto per dirvi che stiamo organizzando per domani e per lunedì 2 incontri informativi sulle linee che sono state aperte, così come appunto è stata recentemente aperta una linea importante per lo smart working nell'organizzazione, poi penso ne riparlerà il direttore e anche Stefania. Sono in apertura delle linee di sostegno a fondo perduto per le aziende e domani e lunedì prossimo nel pomeriggio le presentiamo insieme alla direzione. Prego Nicola. Allora parto direttamente io e poi passo la parola a Stefania. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Lidia con la quale appunto organizziamo l'incontro di questa sera, grazie soprattutto ad Andrea Moro, Fabio Fumis e Simone Tutino che invece ci racconteranno le loro esperienze. E io sono d'accordo con Lidia, credo che tutte queste iniziative siano iniziative estremamente utili e certamente sono sicuramente più frequenti oggi di quanto potessero essere incontri invece con modalità tradizionali nel passato, ma credo che sia assolutamente necessario per due ragioni, per noi almeno. Allora, la Regione in questa fase, che è una fase di transizione anche difficile, che poi si connota anche per incertezze, dicendo sta cercando di stare vicino ai lavoratori da un lato e le imprese dall'altro. Lo fa con diverse modalità, lo fa con modalità quali sono quelle cui ha fatto cenno anche prima la dottoressa Verni, Lidia. Abbiamo aperto una linea contributiva come direzione nella settimana scorsa per quanto riguarda lo smart working e
abbiamo aperto ieri un'altra linea, secondo noi importante, che noi denominiamo Palcovid, che tradotto sono sostanzialmente incentivi alle assunzioni che si caratterizzano per essere decisamente diversi rispetto agli incentivi alle assunzioni che negli ultimi 2 anni almeno abbiamo promosso, nel senso che se fino negli ultimi 2 anni in qualche modo il focus era molto molto concentrato sulle assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni diciamo da lavoro precario a lavoro diciamo più stabile, in questa fase abbiamo messo a disposizione delle imprese uno strumento che invece incentiva anche le assunzioni a breve, proprio per a tempo determinato e a breve, proprio per dare fiato, accompagnare questa fase di transizione tra l'emergenza sanitaria e la ripresa produttiva. Quindi questi erano diciamo, gli strumenti tradizionali. Dopodiché, grazie anche alla collaborazione con l'agenzia, abbiamo inteso diciamo, essere presenti anche tramite questi webinar, dando voce anche soprattutto alle imprese, perché dare occasione di confronto, di capire come alcune imprese stanno affrontando questa situazione, come alcune mettono a disposizione, hanno ideato degli strumenti anche innovativi che accompagnino questa fase, che è una fase che non si esaurisce, nel senso che è una fase che ormai ha cambiato il nostro sistema di lavoro, il nostro sistema di vita, ha dato una spinta fortissima all'introduzione, diciamo, io parlo per la pubblica amministrazione, per noi, ha dato una spinta fortissima verso certi sistemi, lo smart working e via dicendo, una spinta da cui non si tornerà completamente indietro, e io dico fortunatamente, questo è l'aspetto positivo che voglio vedere in questa situazione che stiamo vivendo. E quindi vogliamo dare voce alle imprese, in modo che le imprese tra loro possano anche confrontarsi, possano raccontare come stanno agendo e reagendo alla situazione, da un lato, e questo però è utilissimo anche per noi come pubblica amministrazione, non solo per agevolare questo confronto, che ripeto, credo sia utile a tutti, ma anche per trarre da questo confronto delle indicazioni su come agire noi nel prossimo futuro, per poter essere al fianco delle imprese, cioè, concretamente, cioè quali possono essere delle istanze, delle cose a cui magari noi non abbiamo ancora pensato e che invece grazie a questi incontri possono essere, ci forniscono degli elementi di riflessione e di spunto. L'amministrazione regionale nelle sue componenti, secondo me in questo momento sta mettendo in atto azioni da un lato, dall'altro sta cercando di capire come metterne in moto altre, magari ancora più efficaci per, diciamo così, scollinare questo periodo e quindi ripartire nella maniera migliore possibile. Ecco. Io non avrei altro da aggiungere perché non voglio prendere... Nicola, hai già un quiz per te però, in chat. Cosa c'ho? Hai già un quiz per te, che chiedono se è vero che i fondi dello smart working sono già esauriti per tantissime domande. Che devo dire sarebbe una notizia anche interessante e positiva. Io non posso dire se i fondi sono esauriti, io posso dirvi che nelle prime giornate abbiamo avuto sicuramente un boom di domande. Ora io non ho il dato a oggi, ma credo che lunedì o venerdì scorso fossero già pervenute circa 250 domande. Allora, i fondi sono esauriti. Non lo so perché chiaramente queste domande vanno istruite e bisogna vedere qual è la richiesta, come è la richiesta, se sono accogliti e tutto, quindi c'è un'istruttoria da fare. Una cosa però che non è una promessa perché non posso farla io, però in questa fase secondo me l'amministrazione regionale, laddove percepisce, magari come in questo caso, di aver colto nel segno rispetto a un'esigenza che il territorio manifesta, che le imprese manifestano, beh, è chiaro che cercheremo di capire se possiamo recuperare ulteriori risorse per sostenere quelle misure che vediamo che effettivamente hanno intercettato un bisogno, hanno intercettato una necessità.
Quindi adesso noi abbiamo iniziato l'istruttoria di queste pratiche. Sicuramente la risposta iniziale è stata molto molto forte. Noi di questo siamo contenti e, ripeto, non può dirlo il direttore perché c'è l'assegnazione delle risorse, poi sono competenze della giunta e tutto, però credo proprio che l'assessore Rosolen, nel momento in cui queste richieste ci siano, farà tutto quello che è in potere suo e della regione per non mandarle deluse. Questo, quindi spero di aver risposto almeno sulla base dei dati che ho ad oggi. Più che ampiamente. Peraltro ne approfitto allora sull'altro avviso che vi ho detto, cioè quello delle assunzioni, che si è aperto ieri. Non ho ancora il dato di afflusso delle domande della giornata di ieri, ma nei giorni precedenti, la settimana scorsa, perché noi avevamo preannunciato l'apertura di questa misura con un webinar, naturalmente, credo il lunedì scorso o 2 lunedì fa, e abbiamo avuto tantissime telefonate e contatti verso gli uffici per capire quando sarebbero stati aperti questi avvisi sulle modalità di presentazione della domanda. Quindi anche lì, diciamo, nella fase precedente all'apertura dell'avviso sembrava esserci una richiesta da parte del territorio molto molto spinta, e quindi anche su questa seconda misura, dove per il momento noi abbiamo messo 3 milioni e mezzo, che non sono spiccioli chiaramente, però anche su questo cercheremo di, se abbiamo colto nel segno, ne saremo felici e cercheremo di essere all'altezza. Grazie Nicola, sarebbe un ottimo segnale, essendo anche incentivi per le assunzioni. Prego Stefania, entriamo nel vivo e grazie per la passione con cui hai voluto organizzare insieme a Gianni Fratti, che saluto anche se so che non lo vediamo, però so che c'è, e quindi prego Stefania. C'è di sicuro. Grazie Lidia, grazie Nicola. Io infatti sono Stefania Garofalo, mi presento brevemente, faccio parte dello staff dei servizi per le imprese, di cui ha parlato appunto il nostro direttore. Ci occupavamo di preselezione, di formazione preassuntiva e di consulenza in materia di incentivi e sgravi, quando le aziende ce lo chiedono. Siamo sempre in ascolto delle aziende per agevolare il loro lavoro. Staremo infatti insieme fino alle 18. Io ho avuto l'incarico di essere molto rigida sui tempi, poi Lidia insomma lo sarà quanto me, e quindi di portare anche un pochino le domande. Introduco un pochino il tema velocemente. Andrea Pontremoli, General Manager di Dallara Automobili, ha recentemente detto che noi italiani siamo abituati a lavorare nell'incertezza e nel caos, no? Che in matematica si definisce come velocità, unità, imprevedibilità e incertezza. E anche Paolo Gallo, appunto, direttore delle risorse umane della Banca Mondiale, dice spesso che l'unica cosa sicura nella vita è il cambiamento. E quindi, come diceva anche Nicola, forse da questa emergenza si può trarre anche qualcosa di positivo, a iniziare appunto da una riscoperta anche del ruolo della tecnologia nel semplificarci la vita. Ogni giorno si allunga l'elenco delle aziende che hanno deciso di riconvertire la propria produzione per rispondere alla crescente domanda di dispositivi medici, e l'emergenza quindi sta portando anche dei cambiamenti organizzativi abbastanza grandi, che spostano finalmente dal tempo al risultato anche la valutazione del lavoro. Abbiamo quindi costruito, come anticipava Nicola, un itinerario tra delle realtà che sono testimoni un po' di questa esperienza da condividere. Cercheremo quindi di capire chi sono, come hanno risposto i loro dipendenti a questo cambiamento, perché appunto oggi si dice che le organizzazioni sono più piatte, più veloci di quelle di 2 mesi fa. Come si può fare un cambiamento organizzativo così repentino? Come le persone rispondono e danno il loro contributo? Partiamo diciamo con delle testimonianze, un giro di testimonianze in cui ci direte un po' i punti essenziali di quello che avete realizzato in questo periodo. Quindi io, parlando subito, entrando nel tema della riconversione produttiva, do la parola a Simone Tutino, consulente del lavoro del calzaturificio Norton di Coseano, calzaturificio appunto di qualità che si è riconvertito nella produzione di mascherine. C'è chi dice che è stato un periodo, Simone, intensissimo per rivedere progetti, impostazioni, collaborazioni, fare dei cambiamenti.
per voi com'è andata e qual è la vostra esperienza anche con noi? Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio al direttore e a tutti gli altri partecipanti di questo incontro. Ma devo dire che siamo in una fase di post-tensione. Ecco. Sono state delle settimane estremamente pesanti, un po' per quella che era la problematica mondiale che tutti noi stavamo vivendo derivante dall'epidemia. C'era una situazione di assoluto disorientamento da parte degli imprenditori, i quali, non voglio dire sono, ma comunque erano estremamente preoccupati, perché stiamo parlando dell'inizio fase lockdown. Una grandissima soddisfazione, devo dire, è arrivata dai lavoratori. Ecco, la realtà che io rappresento, che è il calzaturificio Norton, della famiglia Bellomo, ecco, che da oltre 50 anni opera nel territorio friulano. Una componente, anche quella legata alle risorse umane, è legata al personale, che circa il 90% è legato a persone del nostro territorio, per cui a uomini e donne friulani di origine. Possiamo dire che è scientificamente provato che il friulano, insomma, è un lavoratore doc e un lavoratore che davanti alle situazioni di difficoltà si rimbocca le maniche in maniera veloce e in maniera importante. Per cui, per quanto riguarda il personale, abbiamo avuto una grandissima solidarietà ed una grandissima vicinanza, i quali, nonostante appunto la paura che ci fosse da questa epidemia, per cui nel momento iniziale ricordiamo tutti che i primi approcci erano su mascherine e gel, no? Per cui anche quando non c'erano queste linee guida, che poi devo dire, insomma, che il governo ha dato nei giorni e nelle settimane successive in maniera molto ben disciplinata e molto chiara, per poter far fronte a quelli che erano i rischi derivanti da questo problema, l'azienda innanzitutto si è messa immediatamente nella condizione di salvaguardare quelle che erano le figure professionali. Per cui medico del lavoro, i periti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, le prime modifiche al piano dei rischi aziendale e tutto quello che poi ne deriva. Noi tra l'altro abbiamo vissuto un tourbillon importante, perché ricordiamo che con il lockdown abbiamo avuto le prime chiusure delle attività lavorative ed imprenditoriali sulla base di questi codici Ateco aziendali, no? Per cui erano nate queste importanti liste. In queste liste, tra l'altro, dove noi come calzaturificio, perché è il calzaturificio Norton, una società che si occupa di produzione e realizzazione dalla A alla Z di quello che è la scarpa da uomo e da donna per un mercato europeo principalmente, con l'imprenditore Bellomo abbiamo deciso di porre in essere una conversione produttiva con tutte quelle che erano comunque le difficoltà, perché siamo abituati con dei cicli produttivi ben stabiliti, in un layout aziendale ben preciso. Abbiamo dovuto, insomma, convertire macchine e macchinari che oggi sappiamo sono computerizzati, per cui del controllo numerico, con dei programmi ben stabiliti. E devo dire, da una produzione di scarpe ad andare ad una produzione semitessile non è proprio così facile, anche per quella che è poi la professionalità e la formazione delle risorse umane in azienda. Invece, da un primo momento di così piccola difficoltà, devo dire che c'è stata una reazione importante. Noi, tra l'altro, con questi DPCM che si sono susseguiti, abbiamo anche subito la chiusura obbligata dello stabilimento, perché c'era proprio questo problema dei codici Ateco, perché da società di produzione scarpe si poteva proseguire la produzione se avevi un codice Ateco che si assimilava a società che producevano poi dei dispositivi di protezione individuale o dei dispositivi di sicurezza, perché la mascherina è stata inquadrata su questo fronte. Ricordo con una data indelebile, credo, nella mia mente, questo DPCM del 17 marzo, perché lì hanno disciplinato le disposizioni all'articolo 15 e articolo 16
di questa produzione di mascherine e di DPI in deroga a quelle che erano le norme un attimino imperative, che devo dire, nonostante insomma sono un tecnico di quello che è il diritto del lavoro e di quello che è anche la sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono veramente delle attenzioni a favore dei lavoratori estremamente importanti dagli organi di vigilanza nazionali e da tutte le strutture che ruotano intorno alla supervisione della correttezza produttiva di questi dispositivi. Per cui insomma sono felice, perché significa che i lavoratori sono tutelati e sono seguiti in maniera assolutamente importante. Da questa volontà di produrre mascherine, tra l'altro, si suddividevano in varie tipologie, per cui c'erano le mascherine per la popolazione, le mascherine chirurgiche e poi degli altri tipi di mascherine, dei DPI per utilizzo ospedaliero e di altro tipo. Noi siamo partiti dalla produzione di quelle più semplici, per cui il nostro dispositivo inizialmente non è stato classificato e definito un dispositivo di protezione individuale, ma era una mascherina per la popolazione, per cui protettiva. C'era la problematica dell'azienda chiusa, c'era la problematica della necessità di convertire. Abbiamo iniziato con della cassa integrazione per quanto riguarda dei lavoratori che avevamo in forza, e iniziavano così a presentarsi tutta una serie di opportunità commerciali legate alla produzione di mascherine per una serie di enti, anche pubblici e quant'altro. Per cui si era anche prospettata la necessità appunto di dover assumere e collocare delle nuove risorse lavorative, perché l'azienda doveva operare su più turni giornalieri e quindi si voleva creare una certa rotazione, ma non, ve lo voglio sottolineare in maniera insomma assolutamente chiara e su volontà dell'imprenditore Bellomo, non c'è mai stato un pensiero o una finalità economico-finanziaria su quella che è stata l'operazione che è stata posta in essere. La finalità è sempre stata una finalità di tipo sociale, per poter far fronte a quello che era l'allarme che tutti noi abbiamo conosciuto. Da qui devo dire, e mi sento di dover esternare in questa sede, ma non perché siamo ospiti di un evento organizzato dalla Regione e dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione e quant'altro, ma ho avuto da voi, in particolar modo dottoressa Stefania, ecco, mi rivolgo a te in questo caso, sia da moderatrice ma da diretta referente. Il Calzaturificio Norton ha avuto dalla vostra organizzazione un importantissimo supporto che io credo di dover assolutamente sottolineare. Ho parlato con delle tue e delle vostre colleghe di lavoro che anche loro hanno iniziato per la prima volta, ed eravamo un po' tutti disorientati con questo smart working, per cui da casa il dover organizzare, il doverci mandare delle mail, il doverci scrivere, il rispondere, il telefonino, chi aveva qualche figlio che parlava in sottofondo, insomma delle situazioni inizialmente un po' particolari. Quindi nel momento in cui noi abbiamo avuto necessità di valutare l'inserimento di nuovi profili, io tra l'altro posso sembrare insomma un giovane consulente del lavoro, ma è da oltre 20 anni che svolgo la professione, e già 20 anni fa ricordo all'ufficio di collocamento che per molte aziende si chiedevano appunto i nominativi dei lavoratori che erano iscritti nelle liste di disoccupazione. Ecco, per cui da lì ti mandavano questo fax, ricordo, con i nomi, e andavi a chiamare le persone. Con voi quest'anno c'è stata una svolta insomma estremamente importante. Ho avuto un supporto che lo paragono ufficialmente ad un ufficio risorse umane interno aziendale, perché a fronte di un primo questionario che ci avete inviato con i profili professionali e con le necessità che avevamo di vario tipo, per cui dal magazziniere alle addette di produzione, alle addette al confezionamento, ci avete fatto un'attività di preselezione e selezione molto mirata, molto precisa e estremamente supportata anche sia su quello che era il perimetro chilometrico intorno all'azienda, sia su fascia di età, e devo dire con l'invio anche dei vari profili direttamente, insomma via email che ci arrivavano in azienda,
con una prima selezione fatta appunto dal vostro ufficio. Per cui quello che io mi sento di dire è un formale ed ufficiale grazie, che comunque vi ho ripetuto telefonicamente sempre quando ci siamo sentite, a te, alle tue colleghe, alle tue collaboratrici, e mi sento di sensibilizzare i miei colleghi, consulenti del lavoro, professionisti e capi di azienda, anche oltre che imprenditori, ad, tra virgolette, utilizzarvi, ecco, in maniera buona su tutte quelle che sono le necessità legate ad inserimenti di lavoratori e, come dicevi anche tu nella fase di presentazione introduttiva, ad un'attività di consulenza su tutte quelle che sono le opportunità che si legano anche sia a degli inserimenti a termine, sia a degli inserimenti legati a fascia di età, sia a degli inserimenti legati a personale femminile, per cui ritengo che sia un servizio estremamente importante quello che date e che sia un servizio che debba essere molto valorizzato ancora e molto conosciuto, perché le nostre realtà aziendali sono anche realtà medio-piccole. Ecco, molto spesso abbiamo l'imprenditore che gestisce l'amministrazione del personale con l'impiegata amministrativa o col professionista esterno. Ecco, ritengo che possono contare su di voi perché io ho trovato dei professionisti estremamente efficienti. Ecco, questa è la mia esperienza. Poi per quanto riguarda, e concludo ecco, velocemente, la questione legata alla riconversione produttiva, non vi nego, le difficoltà sono state comunque molteplici. Per quanto mi riguarda, ecco, ritengo che il governo abbia comunque operato con questi DPCM in maniera urgente sempre, ma insomma in maniera abbastanza ampia e a copertura di quelle che erano, che potevano essere le esigenze aziendali. Ho notato un'imprenditoria un po' in affanno continuamente, perché purtroppo sappiamo che per un imprenditore anche l'attendere 2 o 3 o 4 giorni per avere delle risposte dalla prefettura o da un ente pubblico e quant'altro sono un po' sofferenti. Per cui io ho sensibilizzato molto anche gli imprenditori ad attendere molte volte quelli che erano i tempi normali, in particolar modo in una situazione, in una condizione di emergenza. Ecco, io un detto che mi porto sempre dentro di me è quello che credo che non possiamo e non dobbiamo andare contro natura, per cui ci sono su situazioni gravi ed estremamente delicate come quelle che si sono presentate dei tempi da dover rispettare, prima di tutto per capire cosa sta succedendo e successivamente per valutare cosa e come porre in essere a risoluzione dei problemi. Poi dal canto dell'imprenditoria capisco che c'è un counter che purtroppo minuto dopo minuto è sempre in aumento per quelli che sono i costi sia delle strutture, delle organizzazioni, del personale, di tutto quello che ne consegue. Quindi io ritengo che in una fase lavorativa possano succedere dei momenti di grossa difficoltà. Ecco, invito tutti ad avere maggiore sensibilità quando le cose vanno e filano in maniera ordinaria, ad essere insomma maggiormente attenti e quant'altro. Supporti ce ne sono stati, noi abbiamo subito e stiamo subendo ecco, una difficoltà economica per quello che è il nostro settore principale, anche perché avete iniziato a sentire da oggi, tra l'altro, il nostro presidente della regione Friuli ha tolto le mascherine su quelli che sono i luoghi pubblici frequentati dalle persone, per cui anche qui ci sarà un attimino un'evoluzione. Ripeto, l'abbiamo fatto, non è stata una produzione da dire, a livello industriale importante, ma è stata una produzione insomma, locale che ha dato lustro quantomeno alle maestranze aziendali, agli inserimenti che abbiamo fatto. Per cui, come ho detto, il nostro core business sta un attimino soffrendo perché i 3 o 4 mesi aziendali di chiusura o comunque di chiusura di quello che era il resto del mondo sul lockdown ha fatto saltare, essendo il nostro un prodotto moda, tutte quelle che erano le sfilate a livello europeo, per cui la presentazione dei campionari, quindi tutti i prodotti che noi a febbraio, marzo, aprile presentavamo per quello che era l'inverno, non abbiamo potuto presentarli e non ci sono ordini per quanto riguarda appunto l'inverno. Per
cui c'è preoccupazione, c'è apprensione da parte dell'imprenditore. Io sono qui comunque a spronare fiducia. Abbiamo visto che il governo ha ampliato anche un attimino quelle che sono gli ammortizzatori sul personale, per cui insomma si stanno rendendo conto che c'è un problema che potrebbe ampliare ancora un attimo, però insomma io dico cerchiamo di tenere duro e mi auguro che ci sia una bella e buona luce in fondo al tunnel. Ecco, questo è il mio pensiero. Grazie Simone, grazie mille. Giuro che sono commossa e che non l'ho pagato, non l'abbiamo messo in apertura per dire delle cose belle su di noi, ma Elisabetta Papa e Guido Clocchiati sono collegati con noi in questo momento e quindi ricevono... Ecco, in particolar modo mi ero ripromessa, chiedo scusa dell'interruzione Stefania, perdonami molto, sai che sono rispettosissimo, in particolar modo la Elisabetta Papa, mi ero ripromesso in cuor mio e in testa mia di ringraziarla, ecco, formalmente, poi preso un attimino da quello che era il discorso, non l'ho fatto, per cui grazie di questo vassoio d'argento che mi hai presentato. La dottoressa Elisabetta Papa è una persona, una delle addette, insomma, che è stata preziosissima in quelle difficilissime giornate dove se ti affacciavi alla finestra di casa non si muoveva né una macchina, nulla, per cui eravamo veramente in un momento particolare. Tanto sì, ma come vedi siamo in linea, quindi o tu o io l'avremmo citati, ecco, sono colleghi splendidi. Quindi diciamo, insomma, il tuo intervento si potrebbe riassumere così, dal disorientamento alla reazione, no? Passando attraverso il buono studio e il rimboccarsi le maniche tipico del friulano, insomma, no? Quindi il sentirsi utile, l'essere utile anche in un momento veramente di crisi profonda. Grazie, grazie Simone, molto importante la tua testimonianza. E direi che è il tempo di passare la parola ad Andrea Moro della TSM, Technological Systems by Moro di Fiume Veneto, un'azienda appunto del Pordenonese, produttrice di macchine per la pulizia industriale e urbana. E Andrea, tu hai detto che l'Italia è un paese meraviglioso, ma pulito lo è ancora di più. Io sono molto d'accordo con te ovviamente e ti chiedo quali nuovi bisogni dovremmo essere in grado di intercettare e da cosa è nata ovviamente l'idea dell'iniziativa Vicini al nostro territorio con la donazione della pulitrice per sanificare i pavimenti all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio per essere stato invitato a questo webinar. Innanzitutto vorrei fare una breve presentazione di quella che è la mia azienda. Spero. Molto velocemente, siamo un'azienda di Fiume Veneto di Pordenone, io sono uno dei titolari, produciamo macchine per le pulizie. In modo particolare siamo un'azienda che produce sia macchine per le pulizie professionali nell'ambito industriale, quindi tutti gli spazi chiusi, che macchine per le pulizie urbane. La peculiarità delle nostre attrezzature è che sono macchine elettriche, quindi particolarmente silenziose, oltre che sostenibili, visto che oggi si fa un gran parlare della sostenibilità. Siamo un'azienda che si porta alle spalle una cultura, un'esperienza e un background di conoscenze che è accumulata in oltre 5 anni, 5 generazioni. E attraverso il team particolarmente giovane e dinamico vogliamo portare sul territorio, ma anche nel settore delle pulizie, le innovazioni più spinte. Una piccola parentesi, siamo un'azienda piccola dove l'età media è di 37 anni e oltre il 50% ha una laurea magistrale. Produciamo e vendiamo le nostre macchine al 93% 2019 all'estero, andiamo dall'Australia per arrivare anche al Sud America, quindi siamo particolarmente, alle volte mi definisco una piccola multinazionale tascabile. Cosa abbiamo fatto per rispondere alla prima domanda, quindi alla pandemia e al cambiamento? Partendo dal presupposto che soprattutto la pandemia porterà come risultato un accrescimento di quello che sarà il livello di pulizia.
al di là del fatto che fortunatamente stiamo uscendo dal tunnel della crisi e quindi del dramma sanitario, oltre che economico, anche umano, ma sicuramente ci sarà una maggiore attenzione a quella che è la pulizia in senso ampio del termine. A fronte di questo, nella fase del lockdown, abbiamo cercato di sviluppare da una parte dei prodotti nuovi, quindi partendo e facendo una disamina di quello che è la reazione al cambiamento, la indicherei in raggio d'azione, impatto sull'organizzazione e necessità dal punto di vista delle competenze. In questa prima fase mi soffermerei solamente sulla parte del raggio d'azione inteso come sviluppo mercato, sviluppo prodotto. Che cosa abbiamo fatto? A differenza della Norton non ci siamo riconvertiti, abbiamo semplicemente ampliato il portafoglio prodotti. Partendo dal presupposto che soprattutto nel settore urbano, soprattutto nell'ambito della micropulizia urbana, non c'erano e non ci sono attrezzature particolari o dedicate se non pulire e lavare con le lavastrade da una parte piuttosto che con lance a alta pressione. Abbiamo sviluppato un piccolo carrello per la pulizia e la sanificazione, partendo da un prodotto che avevamo già in gamma. E quindi abbiamo sviluppato quello che tecnicamente abbiamo chiamato Cubomatic Sanispray, ovvero un piccolo carrello della portata di 120 litri, con la possibilità di caricare fino a 50 litri di sanificante, in modo tale da poter ottimizzare e gestire opportunamente quello che è il livello del dosaggio del prodotto chimico direttamente attraverso una pompa in uscita per micronizzare l'acqua dai 50 agli 80 micron per la pulizia sia di spazi interni che di spazi esterni. Questo è stato, chiamiamolo, la prima soluzione che abbiamo portato a quello che è il nostro portafoglio prodotti. Dall'altra parte, quello che abbiamo fatto è stato quello di spingere quelli che erano i prodotti che avevamo già in gamma attraverso lo sviluppo di una lavapavimenti verticale dotata di un sistema per la pulizia e la sanificazione del pavimento senza utilizzare i detergenti. Sistema che abbiamo chiamato EcoRay, che di fatto è nella nostra gamma di soluzioni ormai da 10 anni, ma che specificatamente in questo momento è stato dedicato e applicato sull'ultima macchina nata, che è una lavapavimenti appunto per spazi piccoli e particolarmente angusti da pulire. Per corroborare un po' questa attività di sviluppo di prodotto, ma soprattutto per dare una spinta e per contribuire a quello che erano le necessità, parliamo di 2 mesi ormai fa, della sanità pubblica, abbiamo deciso di donare questa lavapavimenti all'ospedale di Pordenone, in modo particolare alla terapia intensiva, ed oggi sta lavorando sia sulla terapia intensiva, che di fatto ormai è stata tra virgolette smantellata, nelle sale operatorie e anche al pronto soccorso. Come dicevo, la particolarità di questa macchina è che riesce a lavare, pulire e sanificare il pavimento, spingendosi a dire anche senza l'utilizzo di detergenti piuttosto che di sanificanti. Questo perché uniamo la forza pulente delle spazzole e l'aspirazione per l'asportazione dello sporco, anche un sistema EcoRay, quindi un impianto di raggi ultravioletti che è montato dietro la lavapavimenti e riesce ad abbattere quasi completamente la carica batterica. Abbiamo fatto delle prove in collaborazione con il CRO di Aviano, importante centro di ricerca per quanto riguarda la cura dei tumori, in spazi sia confinati, quindi ad accesso limitato, come sono i laboratori per lo sviluppo delle cellule staminali, così come i corridoi invece, che sono spazi ad accesso molto più
ampio e difficile, e siamo riusciti a determinare che il 97% della cava batterica veniva abbattuto solamente con l'utilizzo della macchina e pura acqua. Quindi questo è chiamiamolo l'intervento e lo sviluppo che abbiamo dato per quanto riguarda la reazione al cambiamento necessario legato alla pandemia. Da una parte abbiamo portato avanti un'azione di marketing e quindi l'attività con l'ospedale Pordenone, dall'altra parte abbiamo portato avanti lo sviluppo di un nuovo prodotto. Giusto per sintetizzare quelle che sono queste due nuove macchine. Questa è la lavapavimenti verticale per spazi piccoli, complessivamente fino ai 500 metri quadri, dotata appunto del sistema EcoRay per la sanificazione, e queste sono le prove di laboratorio fatte al CRO, e questo è il carrello per la pulizia e la sanificazione di spazi aperti e spazi chiusi. La particolarità è che questo carrello è dotato di un sistema Follow Me che lo rende il primo cobot nell'ambito delle pulizie urbane, ovvero il carrello, se movente, segue o insegue l'operatore durante le fasi di pulizia. Questa è una particolarità sulla quale poi abbiamo sviluppato un brevetto internazionale, che comunque ci rende un po' attori e innovatori nell'ambito del settore delle pulizie. Questi sono, chiamiamolo, le azioni che abbiamo fatto, e dico nel breve termine, quindi da una parte reagire da un punto di vista di marketing, dall'altra reagire da un punto di vista di sviluppo nuovo prodotto. Quello su cui oggi ci stiamo impegnando, ribadisco e sottolineo quello che diceva prima il collega che parlava di un altro settore, ma di fatto la problematica è uguale un po' dappertutto. In questo momento la domanda di fatto non c'è, si è volatilizzata, e quindi di fatto deve essere stimolata nella maniera più difficile, quindi lavorando sul prodotto, lavorando sul mercato, lavorando sulle condizioni commerciali, lavorando su quelle che sono anche le competenze all'interno dell'azienda. Quindi lo sviluppo che stiamo dando nel medio termine per cercare di uscire dalla pandemia, dove l'unica cosa certa che abbiamo è che sicuramente ci sarà una maggiore necessità di pulire, e quindi una maggiore attenzione alla pulizia e a quello che questa comporta. Mi scuso per la piccola digressione, ma secondo me ci sta. Le malattie nosocomiali, ovvero le malattie che di fatto vengono prese all'interno degli ospedali, quindi del sistema sanitario, valgono dal 5 all'8%. Quindi 5 persone entrano in ospedale e è una malattia che è stata presa all'interno o della sala chirurgica o delle zone d'esa. Questo la dice semplicemente lunga di quello che può essere l'impatto della pulizia non solamente negli ospedali, ma anche per quanto riguarda le imprese o qualunque altra attività commerciale di bar e ristoranti. Questo per dire che sicuramente questo è un dato di fatto su cui la nostra azienda sta lavorando, ma stiamo lavorando nel medio termine, come dicevo, anche per sviluppare delle soluzioni diverse che vanno verso la cosiddetta servitizzazione, quindi l'inserimento all'interno del prodotto di strumenti, sensori, hardware, software che rendono il prodotto una fonte e un generatore di ricavi per servizio. Quindi la possibilità di poter controllare in remoto la macchina, con la possibilità di dire se l'operatore sta adeguatamente pulendo, utilizzando la concentrazione giusta sugli spazi da pulire, è uno degli elementi su cui stiamo lavorando. Era un progetto che era in fieri da 3 anni a questa parte. Con questa pandemia di fatto abbiamo sostanzialmente accelerato quello che era il decorso. Spero di aver... Grazie Andrea, grazie.
Io direi che ci siamo fatti una cultura ed è stato molto interessante. Ho già 2 domande pronte, se non ne vengono altre dal pubblico, che adesso sbircio. Sull'età media dei tuoi dipendenti, ho visto 37 anni in giù, e quindi una domandina su questo e una domandina anche sul fare rete, no? Con istituzioni, altre aziende, università, ma ce le teniamo per dopo, perché io adesso vedo che il tempo stringe, quindi darei subito la parola anche al nostro terzo interlocutore, gradito ospite testimonial, cioè Fabio Fumis della Enibot. Sono usciti ben 5 articoli sulla stampa sui famosi 2 monfalconesi che hanno realizzato un'app, si chiama Quando Spesa, per capire quale sia l'ora ideale per andare al supermercato senza correre il rischio di assembramenti e quindi salvaguardare la sicurezza. Un tema molto caldo adesso, ma ho promesso che non parlerò assolutamente di questa app, quindi non mi farò odiare da Fabio. E gli chiedo invece, voi vivete da sempre in un ambiente con una modalità di lavoro in cui molti sono stati catapultati solo per la crisi sanitaria. La tecnologia può aiutare molto a semplificarci la vita, e puoi dirci qualcosa anche della piattaforma di delivery che invece avete creato per aziende, esercizi commerciali, e come siete arrivati a questa soluzione? Qual è stata l'idea? Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'opportunità. Non sono un conferenziere, di conseguenza io mi occupo di solito, sto dall'altra parte, no, della tastiera, quindi... dunque, la situazione di questo lockdown, devo dire la verità, a me ha cambiato pochissimo, perché un po' per il tipo di lavoro che svolgo, lo smart working fa un po' parte del mio settore, forse è stato proprio inventato dal nostro settore dell'informatica e in particolar modo della programmazione. Quindi per me, paradossalmente, la vita durante i 2 mesi di lockdown, chiamiamolo stretto, è cambiata più da un punto di vista familiare più che professionale, ecco. Aggravato anche dal fatto che ho la moglie medico ospedaliero, di conseguenza lei è stata oberata dal lavoro, naturalmente. Io mi sono trasformato in mammo, quindi ho dovuto gestire la bambina. Però al tempo stesso è stata anche la prova provata del fatto che lo smart working può essere uno strumento formidabile da questo punto di vista, perché proprio garantisce, se gestito in una certa maniera, garantisce una flessibilità incredibile, no? Cioè si riesce addirittura a conciliare questi 2 aspetti assolutamente magari antitetici così a prima vista, ovvero occuparsi della bambina piccola di 3 anni che naturalmente era a casa dall'asilo, e al tempo stesso proseguire con il proprio lavoro, no? Quindi questo posso essere un buon testimonial per come dare proprio la sensazione di quanto può essere proficuo lavorare bene in un certo modo anche da remoto, anche in smart working. Infatti il concetto un po' è questo che volevo sottolineare in questa conferenza e in questo webinar. Il termine giusto è remote working, quindi un lavoro da remoto. Smart working, smart che sta appunto per intelligente, no? Per furbo o sgaio in dialetto che si dice, e quello un po' è un po' la conseguenza dell'uso di un remote working fatto in un certo modo, perché appunto può essere un vantaggio incredibile, ma al tempo stesso può essere anche un boomerang che si ripercuote in maniera particolarmente pesante su quella che è l'attività produttiva. Noi sviluppando software, io in particolar modo Enibot è fondamentalmente il nome della mia azienda, della mia ditta individuale, quindi io sono un libero professionista, però da oltre 20 anni mi occupo di lavoro di sviluppo software, soprattutto con dei team esterni, e quindi la remotizzazione del lavoro è un fattore essenziale. Il vantaggio è che nel nostro settore, appunto, avendolo un po' creato questo smart working, abbiamo tutta una serie di protocolli, di software, di piattaforme che sicuramente gestiscono in maniera nativa questo tipo di attività, e di conseguenza ecco che un remote working diventa assolutamente smart, perché garantisce il fatto di poter collaborare con realtà assolutamente diffuse in giro dappertutto, in giro per il mondo, al tempo stesso stando comodamente da casa e appunto gestendo anche magari una bambina piccola a casa da scuola. Come diceva Stefania, che ovviamente ringrazio insieme a Federica per questa opportunità, che mi hanno coinvolto anche a mia insaputa, perché io sinceramente fino a pochi giorni fa non avevo ben capito dove andavo a parare, no? Infatti all'inizio mi chiedevo, ma vabbè, lasciamo perdere. Insomma, è una cosa molto, molto nuova per me.
siamo capitati anche bene, perché tutto sommato sono stato interpellato per queste due iniziative, che sono state anche un po' così, molto adatte per quanto riguarda il periodo del lockdown. La prima esperienza è stata quella dell'app Quando Spesa, che perché no, è giusto anche sottolinearla, dopo magari faccio un piccolo asterisco sul suo utilizzo. È stato un progetto nato insieme ad un mio amico, quindi un progetto assolutamente privato, ma che ha avuto il vantaggio di essere stato sviluppato in pochissimo tempo, proprio perché è stata presa la necessità contingente di quel momento lì, no? C'era la grande paura di creare assembramenti, di fare le file ai supermercati, naturalmente era uno svantaggio, un problema per molte persone, e il mio amico, che fa tutto un altro tipo di mestiere, tra l'altro, non è un informatico, mi ha detto: perché non facciamo questa fila, questo sistema di saltafila in qualche maniera, no? Di ottimizzazione dell'accesso ai supermercati. Quindi lui mi ha dato l'input e lui è stato la mente, io un po' il braccio, insomma. E abbiamo sviluppato un'app che tutto sommato ha avuto un discreto successo, più o meno in una decina di giorni. L'app è ancora disponibile sugli store, però l'abbiamo un po' dismessa in quanto appunto è un po' calata l'attenzione su questa problematica, anche magari, non so, i costi. Noi pensavamo in qualche maniera anche di coinvolgere qualche sponsor privato, non ci è stata data l'opportunità, quindi insomma l'abbiamo messa in stand-by. Speriamo di non doverla riesumare, insomma, perché ovviamente vorrebbe dire che si torna un po' indietro da un punto di vista di utilizzo. Invece, finita l'esperienza di Quando Spesa, ci siamo ritrovati con la necessità, per quel che riguarda il settore della ristorazione, con l'organizzare il famoso delivery, no? Che il delivery un po', io lo paragono un po' come allo smart working della ristorazione. Fondamentalmente tante attività di ristorazione si sono trovate costrette a lavorare in questa modalità che prima di questa occasione non c'era assolutamente mai stata, nemmeno passato per l'anticamera del cervello per tante attività, per tanti imprenditori. Invece ovviamente l'occasione ha dato impulso a questo sviluppo. E fatalità, io avevo già pronto una piattaforma, io appunto ho sviluppato questa piattaforma, si chiama Lastaurant, magari facciamo vedere anche il sito, dopo se qualcuno vuole approfondire, oppure metto il link in chat che è molto più comodo, insomma. Lastaurant.com è una piattaforma di gestione di tutti quelli che sono i processi organizzativi di un ristorante, no? Tra i servizi, oltre alla normale prenotazione e il takeaway o la gestione del menù, c'è anche proprio la gestione della spedizione, no? Della consegna a domicilio dei piatti. Di conseguenza ci siamo trovati a interrompere l'esperienza di Quando Spesa, ma a prendere immediatamente in mano e a sviluppare in maniera massiccia questa nuova opportunità. Per quel che riguarda lo smart working, appunto, io volevo semplicemente dire questo. Le realtà aziendali, soprattutto della nostra regione, ne ho sentite parecchie in questo periodo, che mi chiedevano anche consigli, magari amici, imprenditori, eccetera, l'hanno vista un po' come una soluzione emergenziale, quasi di ripiego, no? Sono costretto a fare così, quindi mi adeguo e cerco di arrangiarmi. In realtà io vorrei sottolineare il fatto che è un'opportunità assolutamente da non perdere, perché se gestita in una certa maniera, se organizzata in una certa maniera, garantisce indubbiamente, proprio è provato scientificamente, che un lavoratore, se ha la possibilità naturalmente di lavorare in remoto in maniera organizzata, aumenta la produttività e soprattutto ne guadagna anche per sé, insomma, no? Perché il tempo libero rimane, il tempo libero io la chiamo un po' la moneta del futuro, perché insomma sì, si lavora, pare giusto anche un po' godersi la vita, viversela, no? Quindi perché magari sprecare tempo in spostamenti inutili, in procedure magari ripetitive, oppure poco organizzate, semplicemente perché manca una cultura informatica, una cultura organizzativa all'interno di aziende, seppur anche ben organizzate, però magari che non hanno questo tipo di cultura alla base, come potrebbe essere magari una software house. Ottimizzare questi processi è un fattore decisivo per aumentare la produttività dell'azienda, l'organizzazione stessa di tutti i fattori produttivi, non solo quelli di sviluppo, e concedere magari anche la possibilità ai dipendenti di avere un po' più tempo libero per sé e per la propria famiglia.
Fantastico, io direi che più breve, più incisivo di così e più fresco non potevi essere, quindi vedi che abbiamo azzeccato, ti volevamo dei nostri, è sempre un piacere ascoltarti. Diciamo che il vostro lavoro può essere quindi sintetizzato in empatia, strategia e capacità di prototipizzare partendo dalle necessità, dai sogni e dai bisogni dell'utente, del consumer, no? Come dice Mauro Porcini, che è il Chief Designer Officer di PepsiCo. Io non so, chiedo a Lidia perché avrei una marea di domande che sono nate. Una è sulla chat, non so se dare spazio anche a questa domanda, perché la persona che l'ha fatta è poi uscita. Comunque, ecco, giusto per dirlo a tutti se hanno avuto la curiosità, l'azienda di Simone Tutino cercava addetti cucitura, carrellisti e magazzinieri, quindi vi ricordo che il nostro database è molto ricco. Quello che non c'è lo formiamo in una maniera proprio da sarti. Ecco, abbiamo i fondi per farlo, quindi possiamo anche cercare di formare le persone che non ci sono nel mercato del lavoro. Lidia, cosa dici? Chiedo a te perché il tempo vedo che stringe. Io le domande le rivolgerei, se possibile, velocemente, perché mi sembra giusto e doveroso ed è questo l'aspetto che noi cerchiamo di garantire con il nostro format dei talk meeting, proprio la vicinanza e la possibilità di interconnessione. Quindi direi che se riusciamo a esaurirle velocemente, poi abbiamo un po' più o meno rispettato i tempi e anche le aspettative. Bene, perfetto. Allora, non so, vediamo le domande. Allora, una è grazie, Saverio Maestro è sempre carino, delle 130 persone collegate, vedo che appunto ha scritto interessante sentire le aziende e direi che sì, è sempre bello e magico vedere cosa si stabilisce nei nostri incontri, sia quelli appunto che organizziamo on site ma anche questi online, quindi nei nostri job café, forum, preselezioni di personale, recruitment days, eccetera. C'è sempre questa magia, no? Che nasce dal mettersi a nudo e dal condividere la propria esperienza, le proprie scoperte e anche difficoltà. Sarà per questo che appunto Andrea Bravin diceva sta qui il fare impresa, è un'impresa, quindi è abbastanza difficile. E la domanda, quindi ho risposto anche alla seconda, se c'è qualcosa che appunto altre persone hanno da chiedere, facciamo una piccola sessione question and answers, altrimenti magari ripropongo quella che mi era venuta in mente ascoltando appunto l'intervento di Andrea Moro. Il TSM età media è inferiore ai 37 anni, quindi dai 37 in giù, e quindi mi viene in mente il fatto che appunto mai come in questi giorni si è sentito parlare di empatia, no? Sono giorni in cui non si possono dare pacche sulle spalle e mostrare sorrisi, come fare a dimostrare l'empatia, la vicinanza ai collaboratori, no? Cambia lo stile di gestione dell'azienda, cambia lo stile di leadership, forse dichiarare lo scopo, no? Anche uno scopo etico è importante per far crescere dei missionari, come dice Paolo Gallo, e non dei mercenari. È un po' questa la via? I giovani cercano aziende che non diano solo uno stipendio, ma proprio anche la soddisfazione dello stare, come diceva anche Fabio. Vorrei precisare che nei 37 anni contiamo anche i titolari, quindi sostanzialmente l'età è ancora più bassa se ci escludiamo, visto che siamo over 50. Relativamente a questa considerazione, una cosa che non ho detto, nell'ambito della pandemia abbiamo cercato di accelerare anche quello che era un progetto di rebranding, mettendo al centro quello che di fatto l'aspetto umano sia nell'ambito dello sviluppo prodotto sia nell'ambito, chiamiamolo, della gestione del fare impresa. Fa parte del nostro DNA, ma fin tanto che non ci siamo messi a confronto con una società di consulenza esterna non abbiamo mai saputo valorizzare che la cosa più importante che abbiamo come TSM è il team. Quindi alla luce anche di questo blocco che ci ha portato comunque a chiudere, perché comunque non facevamo parte dei codici Ateco necessari seppure le imprese di pulizia erano aperte, noi come produttori e fornitori di macchine e attrezzature eravamo chiusi. Quindi abbiamo colto la palla al balzo anche di queste 3 settimane di chiusura per velocizzare quello che era il progetto di riportare il focus sull'importanza delle persone, sia come collaboratori, quindi come
stakeholder dell'azienda, ma anche l'importanza del fattore umano per chi utilizza le nostre macchine. Se avete il piacere e l'occasione di vedere i nostri video, anche nello sviluppo del cobot, non è che abbiamo sviluppato un robot per pulire, abbiamo sviluppato una macchina che facilita le attività di pulizia e sgrava gli elementi, chiamiamoli, rutinari, della pesantezza e del rischio in carico all'operatore. Questo significa che comunque poniamo la massima attenzione in quello che è il fattore umano, e questo è il motivo che ci ha portato a ripensare a quello che è il nostro brand e quindi a riposizionarci attorno a un nuovo slogan che è The Human Side of Cleaning. Quindi il fattore umano sia come azienda sia come cliente e fornitore. Questo è l'elemento cardine su cui proseguiremo e porteremo avanti il futuro della nostra azienda. E questo mi fa nascere un'altra domanda, cioè c'è una figura professionale nuova che si è palesata, affacciata in questi giorni? C'è qualcuno che mancava nella vostra filiera, diciamo? Che con sicuramente ci saranno delle competenze che saranno da aggiungere. Allora, partendo dal presupposto che comunque abbiamo una organizzazione giovane e snella, è più facile instillare delle necessità e quindi delle competenze. Abbiamo sempre cercato di svilupparle internamente, questo non significa che continueremo a farlo. Bene. Può nascere la necessità di doverle cercarle fuori, quindi si aprono opportunità. Di fronte alla crisi, come sempre, c'è anche un aspetto di opportunità. Perfetto. Questo mi sembra veramente l'elemento che emerge da tutti questi incontri. E direi, se non ci sono altre domande dai partecipanti, vediamo. Senz'altro ricordo a tutti di compilare il questionario, come ci ha ricordato adesso Lorenzo D'Andrea, e se non ci sono altre considerazioni che vogliono aggiungere Fabio Fumis e Simone Tutino, darei io una breve conclusione, così come era un po' previsto dal nostro programma. Innanzitutto ringraziandovi per aver portato le vostre esperienze, e mi permetto di dire anche ringraziandovi per avere un po' superato quello che tante volte è una specie di un po' un pregiudizio sull'operato del settore pubblico, delle organizzazioni pubbliche. A me piace sempre parlare di organizzazioni, e quindi soggetti privati, soggetti pubblici, partite IVA, diciamo persone che comunque organizzano la propria attività e fanno delle attività anche rispetto al resto della società, e oggi mi sembra che sia venuto ben fuori che nel pubblico e nel privato in questa fase c'è stato un unico e comune sentire, cioè quello di adeguarsi, di dare una mano, di trovare una strada, di essere comunque presenti, e l'abbiamo visto con le aziende che hanno riconvertito la propria attività come il calzaturificio Norton, e sinceramente credo anch'io che non ci sia stata una remuneratività così significativa, ma anzi uno sforzo molto grande per dare una risposta e dare in qualche modo anche usare quell'energia che le risorse umane che ci avete tutti ricordato essere proprio il pilastro di tutte le nostre attività avevano e volevano esprimere. Quindi secondo me questo ci ha veramente unito in questa circostanza così difficile, a prescindere se siamo dentro organizzazioni pubbliche o private, ed è stato veramente ben dimostrato che la direzione lavoro e servizi per le imprese sono stati presenti e hanno saputo dare una risposta e hanno saputo consentire alle imprese di esprimere il loro potenziale. Mi è piaciuto tantissimo risentire anche le tematiche della servitizzazione, la brevettazione di nuovi prodotti, insomma avere avuto la lucidità che ci ha raccontato TSM Andrea Moro di tirare fuori dal cassetto e portare avanti in un momento così dei progetti. Quindi probabilmente queste macchine immagino siano state un pochino già previste, ma metterle in campo adesso con tutta la difficoltà della fase della chiusura, che significa in tutte le organizzazioni aver lavorato comunque da remoto,
e aver dovuto risolvere tante questioni nella propria vita, nella propria attività, mi sembra ancora più significativo. E quindi comunque si conferma, secondo me, la capacità di innovazione del nostro territorio, delle nostre aziende e anche della parte pubblica, di aver saputo dare una risposta immediata, anche ognuno dalla propria casa, esattamente come se fossimo in ufficio e anche di più, con quella passione che ci accomuna quando la nostra terra ha diciamo, attraversa delle fasi critiche. Grazie anche a Fabio Fumis per aver aperto le prospettive dello smart working. Mi è piaciuto tantissimo pensare che il delivery è un po' lo smart working della ristorazione. Quindi effettivamente, non so, penso sia capitato a tutti oggi, in questi giorni, ritornando un po' a incontrare dal vivo i nostri amici, che in qualsiasi settore avessero operato, tutti erano molto più consapevoli tutti siamo diventati più smanettoni, in poche parole. Anche noi come agenzia, fin dal primo giorno ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più rispetto al piano che avevamo elaborato insieme alle associazioni di categoria e a tutti gli interlocutori e sotto l'egida della regione, e anche noi abbiamo imparato a usare questi strumenti, a poter organizzare questi momenti di incontro e di scambio, e ci ha fatto davvero piacere oggi poter ospitare l'iniziativa insieme alla direzione del lavoro. E che dire di più? Abbiamo ritrovato innovazione, capacità di rileggersi, la finalità sociale che alla fine unisce tutte le attività che facciamo. Penso che ancora per un periodo lavoreremo in questa modalità, soprattutto noi che possiamo farlo al 100% per le attività amministrative, e penso che quindi manterremo queste occasioni di incontro e di confronto, ne costruiremo anche altre insieme al servizio imprese. E il nostro compito non è solo quello di portarvi informazioni su quello che fa la pubblica amministrazione. Noi diciamo sempre che le aziende avrebbero dei punti di riferimento anche senza agenzia lavoro e sviluppo impresa, perché le attività vengono svolte benissimo dalle direzioni, ma magari avrebbero più difficoltà a trovarle. Non nel caso magari del servizio delle imprese, che è già molto attivo sulla socializzazione di tutto quello che sono le loro attività, ma magari di altri bandoli della matassa di quello che si fa per le imprese. Quindi io vi rinvio sicuramente alle prossime occasioni di incontro. La prima di queste domani pomeriggio alle 16 presentiamo il bando del contributi a fondo perduto per le attività artigianali, commerciali e di servizi, e il successivo è lunedì prossimo, sempre sullo stesso tema. Cerchiamo di dare, siccome è un po' un bando che ha una grande platea potenziale, anche noi appunto in via digitale cerchiamo di dare più diffusione possibile, quindi sono 2 occasioni per seguirlo. E ultima cosa, sempre ricollegandomi all'attività della direzione lavoro, vi invito a scaricare la brochure che abbiamo pubblicato sul sito www.lavorimpresa.fvg.it, perché lì sono anche ben evidenziati i servizi del servizio alle imprese, perché come diceva prima Andrea Moro, Fabio Fumis e Simone Tutino, bisogna conoscerli e usarli. Quindi voi siete sicuramente entrati in contatto e li avete utilizzati, dobbiamo tutti contribuire a renderli ancora più utili, perché poi nell'utilizzo nascono le innovazioni. Quindi questo credo sia stato anche l'obiettivo della iniziativa di questo pomeriggio, e per cui ringrazio anche l'ideazione da parte di Anna D'Angelo, che è qui presente, la direttrice del servizio, e di Gianni Fratte, che è responsabile di posizione organizzativa, oltre che ovviamente del direttore Manfredi e di Stefania Garofalo. L'obiettivo credo sia prendersi un po' più di tempo per ascoltare anche le storie di aziende, io dico le storie delle organizzazioni, proprio per poi poterne trarre idee e innovare anche nella nostra attività. E credo che questo sia un po' l'obiettivo. Spero che ne organizzeremo altri a breve. Siamo andati un pelino oltre i termini, spero di rivedervi su queste ulteriori occasioni di informazione, e per favore compilate il questionario perché ci serve per migliorare queste attività, e Lorenzo lo ha ripubblicato il link, ma credo che vi mandiamo anche una mail. Grazie, e domani ore 16 e lunedì ore 17. Abbiamo appena ci ha chiesto la direzione, lo facciamo molto volentieri anche in 2 tranche, perché così avete la scelta, visto e considerato che siamo molto a ridosso. Buon proseguimento, ancora
Grazie. Grazie Stefania, grazie Nicola. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti davvero. Grazie mille, arrivederci. Grazie, Arrivederci. buonasera. Grazie Andrea. Buonasera, grazie. Ciao Fabio. Grazie davvero. Buonasera. Dopo vado a vedermi quel link che ci hai mandato, che non l'avevo visto. Ah, io sì l'ho visto. Mi sono anche scaricata l'app. Infatti, io che sono smanettona ma sempre lenta. Io sono curiosa come una mosca, non ce la posso fare ad aspettare. Ed è veramente interessante. Credo sarebbe molto utile. Di Nicola. Ciao, grazie. Ciao Nicola, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao Nicola, grazie. Ciao. Grazie Lidia di averci ospitato. No, figurati, dovere, cioè piacere Bellissimo. e dovere. Grazie. Ascoltare le aziende ci rende sempre felici. Ogni volta impariamo qualcosa, è un lavoro bellissimo il nostro. Lo vedo che lo fate con grande passione. Sì, sì, È una bella collaborazione. davvero. Saluto tutti. Oh, Ciao, Ciao Fabio, alla prossima. alla prossima. ciao, grazie infinite. Ciao a tutti, ciao. Ciao Anna, ciao. Grazie Anna, ciao. Ciao Laura Cerni. Adesso vedo gli amici nelle altre facciate. Adesso partono le telefonate con questa cosa. Bene, Laura, ciao, grazie di essere qui. Sì, ho visto varie aziende anche del nostro territorio, persone che conosciamo. C'era anche Saverio, c'erano anche i colleghi della rete Eures delle altre regioni. Vi saluto, è una soddisfazione vedere tutti qua.